Antenna 3, buon pomeriggio, eccoci di nuovo in diretta da studio per lo spazio di approfondimento dedicato alla sanità, all'ULSS 2, e oggi parleremo di un tema estremamente delicato e importante, vale a dire quello che è il ruolo e il lavoro del fisioterapista in un ambito molto particolare, la terapia intensiva neonatale, per cui davvero si parla di lavorare con i soggetti più fragili che possiamo immaginare. Saluto e ringrazio per la presenza la dottoressa Paola Lago, buongiorno, direttore dell'unità operativa complessa di terapia intensiva neonatale all'ospedale Ca' Foncello. Ben ritrovata e grazie di essere qui. E il dottor Marco Gugelmetto, buongiorno, direttore dell'unità invece di recupero e riabilitazione funzionale dell'ospedale di Montebelluna e coordinatore del dipartimento di riabilitazione ospedale territorio. Quindi davvero insomma due figure importanti perché dopo che ci sono naturalmente eventi acuti, la riabilitazione, lo sappiamo tutti, ha un ruolo molto importante, ma qui parleremo più tardi anche di quella che è una fisioterapia che serve ai soggetti più piccolini, i neonati con problematiche evidentemente se ricoverati in terapia intensiva. Allora, dottor Gugelmetto, percorsi di riabilitazione precoce, ci spiegherà anche cosa si intende, in ambito intensivo all'ospedale Ca' Foncello. Abbiamo l'ambito naturalmente degli adulti, la post chirurgica che è naturalmente è il momento insomma di allettamento, possiamo immaginare, in particolare per quanto riguarda la cardiologia, e poi proprio la terapia intensiva neonatale. Voi avete un dispositivo che poi col Covid si è anche affinato, no? Penso, e potenziato in questi 2 anni proprio per la permanenza lunga di persone sul letto d'ospedale, è così? Sì, infatti anche questo percorso con la terapia intensiva neonatale si inserisce diciamo in un cammino di avvicinamento un po' tra due mondi che forse in passato non erano molto dialoganti, cioè il mondo della terapia intensiva e il mondo della riabilitazione. Due mondi che chiaramente trattano sempre lo stesso paziente, ma in momenti molto diversi, perché se in terapia intensiva la domanda è se il paziente ce la farà o non ce la farà, perché chiaramente è in una fase molto delicata e critica di malattia, la riabilitazione si pone altre domande, cioè posto che ce la farà, come sarà la qualità di vita di questa persona? Tornerà ad avere le abilità che aveva prima? Tornerà al suo ruolo familiare, sociale, lavorativo, oppure dovrà seguire altre strade? Quindi avremo bisogno di tutto un percorso di rientro a casa. E quindi già storicamente a Treviso c'era una buona consuetudine di collegamento tra la terapia intensiva neurochirurgica e la riabilitazione. A fine 2019 abbiamo pensato di espandere questa collaborazione inserendo la figura di un fisioterapista nella terapia intensiva generale, per seguire problematiche di svezzamento, per esempio dal ventilatore, per prevenire le complicanze da allettamento. In passato, un po' di anni fa, si tendeva a dire prima il paziente supera la fase acuta in terapia intensiva e poi... Bravo, perché proprio l'idea che ha il cittadino qualunque Esatto. è quella di dire quando ne viene fuori inizierà la riabilitazione, esatto. Forse non è più così. Beh, ci siamo accorti negli anni, anche poi con l'esperienza, che in realtà chiaramente proponendo degli interventi calibrati su quello che la persona può fare, si può fare la differenza. Quindi anche se siamo in un ambiente cosiddetto di area critica, è possibile mettere in atto degli interventi che poi avranno una ricaduta in futuro, cioè migliorano la velocità e anche il risultato finale, quindi la velocità del recupero e il risultato finale. E chiaramente con interventi progressivi, ripeto, in terapia intensiva generale, aspetti respiratori, aspetti di prevenzione dell'immobilità. È chiaro che ci muoviamo in un ambiente molto particolare, perché le terapie intensive sono i reparti più difficili, più critici, più complessi forse di un ospedale. E tra l'altro poi siamo partiti appunto verso la fine del 2019 e questo vantaggio insomma di qualche mese è stato molto importante con quello che è successo dopo, nel senso che se è vero che durante il Covid un po' tutte le terapie intensive
hanno visto la presenza dei fisioterapisti per le problematiche respiratorie di pronazione. Essere partiti qualche mese prima ci ha dato un po' di vantaggio per trattare gli oltre 400 pazienti molto gravi che abbiamo in qualche modo preso in carico. Ma poi l'esperienza chiaramente è continuata anche al di là del Covid e ripeto, adesso la stiamo portando avanti facendola crescere. Poi a marzo di quest'anno siamo partiti col progetto per il paziente cardiochirurgico. Dopo l'intervento, appena si sveglia, inizia subito un trattamento precoce, proprio perché appunto abbiamo visto che prima parte il trattamento, prima abbiamo delle proposte riabilitative per il paziente e prima riusciamo a evitare determinate complicanze e avere poi dei risultati migliori alla fine. E adesso ci avviciniamo a un mondo ancora più particolare, ancora più delicato, che è quello della terapia intensiva neonatale, un mondo che non è molto consueto, diciamo, per quanto riguarda la riabilitazione. Di solito, anche lì, storicamente, la riabilitazione nell'età evolutiva è rivolta alla fascia 3-18 anni, per problematiche soprattutto ortopediche, piede piatto, scoliosi, percifosi. 0-3 anni di solito sono problematiche o di piede torto congenito, quindi deformità del piede alla nascita, oppure torcicollo legato a problematiche muscolari, a volte fratture di clavicola. Questa volta invece entriamo un pochino più nel vivo, insomma, di una terapia intensiva neonatale, posto che sono problematiche per questi neonati che poi, quando persistenti, verranno trattate anche da altri servizi, nel senso che poi ci sono tutta l'area materno-infantile, la pediatria, neuropsichiatria infantile. Però ecco, di fronte alla richiesta della dottoressa Lago di poter inserire la figura del fisioterapista, insomma, abbiamo un attimo guardato all'esperienza che abbiamo fatto nelle varie terapie intensive e abbiamo detto, va bene, insomma, in qualche modo vediamo se all'interno del Dipartimento di Riabilitazione abbiamo le competenze necessarie, perché come vedremo sono competenze molto specifiche, molto particolari, e avendole trovate abbiamo detto, beh, insomma, come i talenti mica li possiamo mettere sottoterra, li dobbiamo far fruttare. Però ecco, ci tengo a dire una cosa, appunto il titolo è fisioterapista in terapia intensiva neonatale. Ecco, i modelli in questi casi possono essere diversi, cioè così come in terapia intensiva generale o in terapia intensiva neonatale potremmo dire ok, il fisioterapista va bene, lo prendiamo e lo mandiamo lì, ciapa e vai. E è sicuramente un passo in avanti importante, però rischia di avere una valenza un po' limitata. La scelta che facciamo invece è quella di dire la riabilitazione e la terapia intensiva si parlano, quindi non è il fisioterapista che va e agisce, ma rimane incardinato nella riabilitazione, perché ci siamo accorti che quando le unità operative, cioè i pezzi di fatto di ospedale, si parlano tra di loro, le soluzioni che possono generare sono molto più ricche per i pazienti. Il valore che riusciamo a generare, in questo caso per i neonati e i loro genitori, sono risposte molto più articolate, riusciamo a gestire meglio la complessità e soprattutto riusciamo a creare un qualcosa che è un progetto, cioè che è una visione per il futuro, non è semplicemente lo mettiamo lì e fine, ma è un qualcosa che può crescere nel tempo. E quindi, insomma, siamo fieri di aver iniziato anche questo percorso. Ecco, ma dottoressa Lago, a che pro, nel senso, a cosa serve il fisioterapista in terapia intensiva neonatale, che voglio dire a noi che non siamo del mestiere fa impressione anche solo pensare di toccare quei corpicini, no, che stanno magari lottando per guarire. Certo. Sì, infatti non è un'idea nuova, nel senso che in molte realtà, diciamo anche estere, la presenza di un terapista della riabilitazione nel percorso di cura dei nostri neonati veniva proposto come un obiettivo, diciamo, ecco. Perché i nostri neonati sono, ne parleremo anche dopo, hanno delle caratteristiche particolari. Ci sono i pretermi,
termine, cioè i bambini che nascono prima del termine fisiologico di gravidanza, anche 3 mesi prima, e quindi chiaramente fanno un percorso fino al termine di gravidanza in un ambiente assolutamente artificiale, non certo nell'utero della mamma, dove chiaramente ci sono stimoli molto diversi che non in una nel percorso della gravidanza fisiologica. Quindi chiaramente, se è vero che nel bambino nell'ultimo trimestre e nei primi mesi di vita c'è la massima plasticità cerebrale, è chiaro che qualsiasi stimolo avverso o comunque non usuale può comportare un impatto sullo sviluppo neuroevolutivo. Poi ovviamente abbiamo i bambini che soffrono di complicanze neurologiche, ma lì è tutto un altro percorso, e poi abbiamo magari i neonati a termine ma che subiscono delle sofferenze alla nascita, e quindi tutti questi specifici pazienti hanno le loro esigenze. Per cui pensare alla presenza del fisioterapista che, come diceva il dottor Guglielmetto, partecipa alla realtà del reparto. Noi abbiamo il fisioterapista, abbiamo la fortuna di avere una fisioterapista tutte le mattine presso il nostro reparto e qualche giorno anche nel pomeriggio per affiancare i genitori, ci consente di sviluppare questi progetti individualizzati su ciascun tipo di paziente per quelle che sono le loro esigenze. Avremo per esempio l'estremo prematuro che vive con noi 3, 4, 5 mesi, anche perché a volte ha delle complicanze, quindi immaginate queste famiglie che si trovano ospedalizzate con un immaginario completamente diverso, perché spesso la prematurità è un evento che capita in maniera improvvisa e inaspettata, e quindi c'è tutto un vissuto anche da parte delle famiglie, e quindi il fisioterapista supporta e abilita il bambino una volta superata la fase acuta, e quindi lo concertiamo insieme. Il fisioterapista partecipa ai nostri giri, alle nostre discussioni dei pazienti, e quindi si inserisce in questo ambito proprio come se fosse un componente della nostra equipe, e comporta da una parte appunto il lavoro sul paziente, quindi cominciare a abilitare per quelle che sono le capacità motorie, le capacità sensoriali, la stimolazione della vista. Chiedo scusa, che naturalmente, istintivamente non avverrebbero, quindi? No, avverrebbero, ma magari con più ritardo. Allora, se il nostro obiettivo è di mandare a casa questi bambini il prima possibile, è evidente che se abbiamo una persona finalizzata allo scopo di permettere a questi pretermine di acquisire le competenze prima, è chiaro che possiamo anche pensare a un percorso molto più, non molto più celere, ma insomma più accelerato. Ovviamente c'è tutta la problematica della nutrizione che la fisioterapista gestisce sulla scorta della logopedista, che anche questa frequenta il nostro reparto, quindi abbiamo la possibilità di avere 2 figure che si parlano e che per vari aspetti, e poi c'è tutto l'intervento indiretto sui genitori, che è estremamente importante, perché come dicevo il genitore si trova in una situazione assolutamente inaspettata molto frequentemente, e quindi ha bisogno del supporto, ma semplicemente anche di come accudire il bambino, come prenderlo in braccio, come fare il bagnetto, come gestirlo. Cioè sembrano semplici cose che insomma vengono anche spontanei, ma nel caso del prematuro in realtà sono aspetti che allontanano il genitore, perché nella fase acuta il genitore si sente un po' inutile, nel senso che sono le macchine che tengono in vita il bambino, quindi è un'esperienza estremamente, e quindi si cerca di come dire, coinvolgere sempre di più i genitori nell'esperienza. La nostra è una tina aperta H24, per cui i nostri genitori possono venire quando vogliono vicino al loro bambino, e li stimoliamo a partecipare, ecco. E il fisioterapista è una loro guida, diventa una loro guida che interagisce con il personale del reparto e che ci consente una migliore
accoglienza di questa famiglia e accompagnamento anche in quello che sarà il dopo, insomma. Quindi... Beh, è già faticoso per chi ha bambini che nascono nei termini, no? Prenderli in mano le prime volte, figurarsi, posso immaginare solamente cosa debba significare. E poi anche, come diceva lei, questo aiutarli a creare un rapporto, certo, perché se no ecco, si è eccessivamente divisi. Dottor Gugelmetto, lei diceva già prima, servono competenze di un certo tipo, perché immagino che non sia, appunto, come diceva lei prima, la stessa cosa lavorare su un adulto e lavorare su un corpicino, appunto, di un bimbo. Avete, diceva, però trovato tra le vostre figure già presenti magari, ecco, delle professionalità adatte. Sì, sono competenze molto specifiche, infatti parliamo di percorsi di abilitazione, non di riabilitazione. Nell'adulto le abilità ci sono e la malattia può farle perdere e le dobbiamo recuperare. Invece il bambino nasce e anche quando nasce a termine comunque nasce già con un sistema nervoso largamente immaturo. Ci vorrà un anno prima che sgambetti per casa, no? Quindi ci sono tutte quante le fasi e 2 anni per cominciare ad avere un linguaggio un po' telegrafico. Quindi il bambino, chiaramente la gravidanza termina quando i sistemi sono pronti poi per acquisire queste abilità. Nasce con una cassetta degli attrezzi che gli permetterà negli anni di acquisire le abilità che gli servono. E in caso di prematurità, anche in assenza di altre complicanze, però, il bambino nasce competente per un ambiente che è l'ambiente però intrauterino, nella pancia della mamma, quindi i sistemi non sono ancora maturati al momento opportuno e quindi serve in qualche modo supportarlo con delle competenze specifiche su quello che è il neurosviluppo, o meglio, in realtà sono tanti gli organi ancora immaturi, i polmoni, il cuore, l'intestino, ma il sistema nervoso è quello che a volte può anche non dare problemi nell'immediato, problemi visibili nell'immediato, ma che potrebbero manifestarsi in là negli anni come problemi minori. E quindi si è visto che intervenendo precocemente si diminuisce il rischio che queste problematiche, che possono essere di apprendimento, di movimento, di coordinazione, di comportamento, si possano manifestare più avanti. Quindi chiaramente adesso, senza entrare nel dettaglio delle competenze che deve avere, però diciamo sono almeno 3 gli ambiti, di cui 2 devono far parte comunque del bagaglio di ogni professionista che opera nella sanità, anche se in questo caso hanno un taglio particolare. Comunque una è sicuramente il fatto di essere un esperto del neurosviluppo. Deve saper leggere il comportamento del neonato e del neonato prematuro, cioè il neonato parla, non il linguaggio verbale, ma attraverso i suoi sistemi, quindi il colorito della pelle, il tipo di pianto, oppure il tipo di movimenti più fluidi, armonici, oppure più rigidi, e manifesta in qualche modo il suo disagio o il suo apprezzamento e nasce comunque predisposto alla collaborazione con chi lo accudisce e quindi bisogna leggere, saper leggere questi. Poi bisogna conoscere le tappe della maturazione del sistema nervoso in condizioni normali e in condizioni invece quando qualcosa non va proprio bene e capire quali possono essere le proposte per fare in modo che, dando lo stimolo giusto, il neonato possa passare quelle fasi di maturazione che deve normalmente passare, perché la maturazione ha delle finestre di tempo e bisogna coglierle e dare lo stimolo giusto nel momento giusto. Poi, se vengono date troppo precocemente o troppo tardi, si rischia che in qualche modo lo sviluppo non sia quello corretto. Per cui, diciamo, il neonato prematuro arriva in un ambiente che gli propone degli stimoli non adeguati alla sua capacità di interpretare questi stimoli e quindi ci vuole, insieme chiaramente all'equipe della terapia intensiva neonatale, perché è una squadra che è attorno alla famiglia e al neonato, bisogna moderare questi stimoli e proporli nel modo giusto, perché il vero cibo del sistema nervoso del cervello sono gli stimoli, al di là del nutrimento, cioè il cervello, che si tratti di battere il riflesso sul ginocchio per muovere la gamba o che si tratti di far decolare una navetta spaziale, il cervello funziona sempre per acquisizione di un'informazione e elaborazione di una risposta. E questo è il metodo per far maturare il neonato anche in condizioni non fisiologiche o comunque di non completa, diciamo quando le cose non vanno come dovrebbero andare.
E secondo punto importante, bisogna saper lavorare in un ambiente particolare come la terapia intensiva neonatale, perché sono ambienti che da un momento all'altro si cambiano faccia. Quando c'è l'urgenza, ognuno sa cosa deve fare e non bisogna stargli tra i piedi. Quindi bisogna sapere come muoversi, come interagire, tra l'altro insieme a personale che si accudisce già al neonato e quindi interagisce già con lui. Quindi bisogna integrarsi, trovare il modo di parlare lo stesso linguaggio, pur in qualche modo venendo da esperienze di tipo diverso. E poi la grande cura e attenzione verso i genitori. Chiaramente sono il perno fondamentale, perché poi torneranno a casa con il loro bambino, il loro figlio, e quindi bisogna con molta delicatezza e attenzione in qualche modo accompagnare nel percorso di lettura dei messaggi del proprio figlio, e anche poi nel mettere in atto quelle proposte di accudimento e quelle proposte di stimolazione e di maturazione. Con molta delicatezza, perché appunto già normalmente figlio atteso, il figlio ideale, il figlio ideato, insomma pensato, atteso, poi quando arriva insomma le cose cambiano, e poi insomma ognuno in qualche modo fa fronte e ci prova e si va avanti, sì, e si fa il meglio che si può. Qui a maggior ragione, essendo in un ambiente molto particolare, è chiaro che ci possono essere delle paure, cioè farò bene, farò male, rischio di fare peggio, sto facendo le cose giuste, e quindi con molta empatia, con molta capacità di accoglienza e di comprensione, in qualche modo accompagnare questi genitori, creando poi anche una relazione che poi, come vedremo, continua anche dopo la dimissione dalla terapia intensiva. Ecco, queste quindi sono le 3 aree, secondo me, direi principali. La competenza molto forte nel neurosviluppo, la capacità di lavorare in squadra. La riabilitazione funziona sempre in squadra, ma ecco, un conto è fare squadra con le altre figure della riabilitazione, logopedista, terapista occupazionale, e un conto è appunto fare squadra con professionisti che sono abituati a lavorare con altri ritmi e con altre modalità. E poi il rapporto con i genitori, quello è ovviamente fondamentale. Sì, insomma ci vuole anche un pochino di coraggio, posso dire, nel senso che sono dei requisiti non da poco, dottore. Allora, prima lei aveva già parzialmente risposto a questa domanda, dottoressa, la tipologia di questi pazienti, no? Anche in modo che magari le famiglie, anche quando i bambini sono magari tornati a casa, si rendano conto se c'è necessità, bisogno, opportunità di rivolgersi a queste figure. Sì, allora, come dicevamo, c'è il campo del grosso prematuro, che appunto è un paziente molto demanding, come dicono gli inglesi, cioè presenta insomma un percorso molto complesso nel nostro ambito, e quindi diciamo che il primo mese, un bambino che nasce a 24, 25, 26 settimane, il primo mese dopo la nascita è un mese intensivo, un mese in cui lui ha bisogno, o lei ha bisogno di respirare innanzitutto, ha bisogno di nutrirsi. In genere il percorso è un percorso, come abbiamo detto, molto artificiale all'inizio, e via via si procede recuperando le funzioni a mano che maturano, quindi molta pazienza, a volte si fanno 10 passi avanti e 3 indietro, quindi la frustrazione sia del personale che dei genitori. Il percorso è molto difficile, però nel momento in cui vediamo che il bambino si è abbastanza stabilizzato, allora entra la figura, lo presentiamo al fisioterapista, e questa è una tipologia di paziente. Lì cosa vogliamo ottenere da questa presenza del fisioterapista? Come dicevamo, come ha detto anche il dottor Gugelmetto, abilitiamo il neonato a una motricità che nell'extrautero è molto diversa da quello che aveva imparato, no? Nel senso che un conto è muoversi nell'acqua, un conto è muoversi con la gravità. Quindi l'accudimento viene fatto attraverso dare dei confini, si costruisce un nido, il fisioterapista, poi le nostre infermiere sono molto brave a gestire queste situazioni, il fisioterapista magari dà dei suggerimenti se il bambino ha delle posture che non sono adeguate, quando vede appunto come si posiziona il bambino. A volte hanno delle posizioni molto fisse, perché pensiamo a un bambino nel respiratore, si cerca ovviamente di spostarlo, ma ci sono delle
delle condizioni in cui per esempio pronato non si può mettere, quando per esempio ai cateteri ombelicali, nella prima settimana di vita il primo accesso vascolare è il catetere ombelicale, per cui in quel caso non è che lo possiamo mettere a pancia in giù avendo i cateteri attraverso l'ombelico. Poi si sostituiscono questi accessi che sono fondamentali per la nutrizione, per i farmaci, eccetera, quindi a seconda anche degli interventi medici ci sarà poi appunto la possibilità di una postura diversa e un posizionamento diverso. Comunque intervenire sul microambiente e anche il macroambiente. Ricordiamo che l'ambiente fisiologico è quello con oscurità, rumori attutiti, battito cardiaco della madre, eccetera, rumori della mamma. Nella realtà della TIN può essere un posto molto luminoso, molto rumoroso, quindi si interagisce con tutto il personale nel cercare di creare un macroambiente, luci, rumori molto bassi, quando si può, ovviamente non è l'urgenza, ma quando è possibile nelle fasi in cui non c'è l'urgenza, chiaramente luci sempre basse, rumori ridotti al minimo, ovviamente i macchinari fanno un po' di rumore, non so, basta pensare all'umidificatore dei ventilatori, qualche rumore lo fa, adesso i ventilatori sono molto silenziati, quindi insomma cerchiamo di curare questo e poi il microambiente, cioè tutto ciò che sta all'interno della culla termica in cui il bambino rimane fino alle 34 settimane, fino al 1,5 kg, quindi a volte ci sta anche molti mesi dentro questa culla, questo utero artificiale, chiamiamolo così. Ecco, e quindi lì bisogna intervenire in quel modo. Quando poi il bambino esce in una realtà di un lettino piuttosto che di una situazione molto più, diciamo, facile da gestire, allora lì ovviamente anche il fisioterapista può intervenire con degli interventi un po' più appropriati posturali per prevenire per esempio le plagiocefalie, che è una delle problematiche, chiamiamole anche estetiche, in cui le teste dei bambini si deformano, no? Perché rimanendo ore e ore sulla stessa posizione, chiaramente, quindi ecco, la postura, il fatto, quindi il fisioterapista è fondamentale da questo punto di vista, oppure quando hanno delle contratture, dei torcicolli, eccetera, per cui anche lì è chiaro che, oppure quando si formano delle cicatrici anomale, anche lì il fisioterapista interviene con dei massaggi particolari, insegnandoli anche ai genitori, insomma degli interventi molto mirati su questa tipologia di paziente. Poi abbiamo il paziente che magari ha delle lesioni neurologiche e allora lì il lavoro è un po' più diverso, nel senso che si cercheranno sempre con le stesse metodologie, però anche di capire come cercare, diciamo, come dire, il supporto della plasticità, no? Cioè far funzionare lo stesso un qualcosa che però è stato lesionato, come diceva così. Quindi l'intervento è un po' più specifico, come è specifico per i bambini, per esempio asfittici, cioè i bambini che nascono a termine, per fortuna molto rari in questi casi, sì, perché insomma la frequenza dell'asfissia sì, è 1 a 1000, quindi insomma, però in un centro nascita dove in un bacino d'utenza come l'ULSS 2 ci si aspetta 5, 6, 7 asfittici all'anno, che non è poca cosa per il carico di... quindi oltre all'aspetto proprio prettamente medico di sottoporre a una terapia che si chiama ipotermia terapeutica, cioè il bambino viene lasciato per 72 ore a una temperatura di 33-34 gradi proprio per placare le attività cerebrali, le attività diciamo delle cellule e quindi ridurre il danno. Questa terapia nelle forme moderate si è dimostrata molto utile per migliorare l'outcome a lungo termine. Per questi bambini ovviamente sono a rischio di paralisi cerebrali, infantili e quant'altro. Ecco. Queste classi patologiche, assieme poi ad altre diciamo, patologie cosiddette congenite, in cui ci sono appunto delle problematiche, hanno un percorso leggermente diverso che poi durerà nel post ricovero, ovviamente non solo con l'informativa ai genitori, ma anche con un supporto territoriale, quindi sono dei percorsi un po' diversi. Benissimo, allora tra poco andremo anche a vedere proprio quali sono gli interventi che si mettono in atto. Prima do la linea alla regia per un piccolo break pubblicitario e torneremo subito dopo con i nostri ospiti.
Eccoci di nuovo in diretta, straordinaria 3, spazio dedicato all'ULSS 2. Graditi ospiti sono oggi per parlare di fisioterapia in terapia intensiva neonatale, quindi tema davvero specifico. La dottoressa Paola Lago, che è direttore dell'unità di terapia intensiva del Cafoncello, e il dottor Marco Gugelmetto, che è direttore dell'unità invece di recupero e riabilitazione funzionale all'ospedale di Montebelluna e anche coordinatore del Dipartimento di Riabilitazione Ospedale Territorio, che avevamo già conosciuto insomma in tempi di Covid, post-Covid, palestra per riabilitare. Ecco, qua stiamo parlando di pazienti particolari. Allora adesso andremo a vedere, dottoressa Lago, quali interventi si attuano proprio sul neonato, e poi sappiamo che di riflesso anche i genitori insomma hanno un ruolo importantissimo. Ecco, dalla regia abbiamo un video che possiamo mettere, eccolo qua, in onda e commentare per capire cosa effettivamente si fa. Chi parte? Dico qualcosa io. Ecco, infatti adesso c'è Giulia, che è la fisioterapista, e che ha iniziato appunto un trattamento su una piccola neonata con i genitori, con la mamma presente. Ecco, si parte sempre da raggiungere quella che è la stabilità posturale, quindi l'equilibrio assiale. Dopo vediamo, diciamo, due parole in più su questo. Quindi l'obiettivo di questa seduta è di facilitare i movimenti della testa, quindi la mano sotto la testa in realtà è un facilitatore, ma si parte, come si vede, dai piedi, dalle gambe, stabilizzando il bacino, perché come vedete ha tutti questi movimenti delle gambe, delle braccia, che devono essere prima in qualche modo tranquillizzati. Vedete che i movimenti della testa ci sono, intanto sta stabilizzando con la mano destra il tronco e il bacino. Poi andiamo ad accompagnare l'esplorazione dello spazio, la mano che tranquillizza, vedete il tocco, ecco, nei neonati prematuri è importantissimo il tocco, e poi la fase successiva, il recupero della linea mediana, le mani che vengono avvicinate alla linea di mezzo, all'asse maggiore, e avvicinate al viso. La linea mediana aiuta molto, cioè la posizione delle braccia in questo modo facilita i movimenti spontanei, il contatto con il viso, quindi l'esplorazione del corpo, del volto, e anche poi il contatto con la bocca, che è un organo di senso e di conoscenza importantissimo. Ecco, sempre da un'altra prospettiva, vedete come i movimenti sono cambiati, adesso è molto più tranquilla, è molto più, proprio sta comunicando qualcosa di diverso, come dicevamo prima, il sistema motorio è uno dei linguaggi di comunicazione, e adesso che è così, ecco, abbiamo raggiunto la stabilità posturale, la linea mediana, adesso andiamo a romperle un pochino l'anima, perché andiamo a cercare di stimolare dei movimenti da posizione a pancia in giù, prona. Una posizione che deve essere tenuta esclusivamente quando il neonato è in fase di veglia, quindi o durante l'accudimento, il cambio del pannolino, mai durante il sonno. Quindi ecco, adesso piano piano si va a ricercare la posizione, ecco, a pancia in giù, sempre rispettando chiaramente i suoi tempi, perché il neonato ha, ripeto, le sue modalità per dire sono disponibile o non sono disponibile. Portiamo sul fianco, sempre mantenendo, ecco lì, la linea centrale, dopodiché portando con delicatezza, facendo sempre, dando il tempo al neonato, ecco, di portare le braccia in avanti, e abbiamo raggiunto la posizione a pancia in giù. Per facilitare i movimenti specifici della testa, il messaggio che si dà ai muscoli è fermare il sederino, spingerlo delicatamente verso il basso, ecco, stabilizzando, in modo tale che si può lavorare con i movimenti della testa. Adesso vedremo prima dei tentativi da questa posizione. In realtà bisogna stare molto attenti. Ecco, un tentativo di sollevamento della testa dal piano, ecco, questo un pochino più pronunciato, e poi vedremo con un po' di fastidio, con un po' di impegno, attendendo i suoi tempi, vediamo che piano piano, eccolo lì, ha staccato la testa. Quindi anche se può sembrare un movimento minimo di poco significato, in realtà abbiamo raggiunto il nostro scopo, è un primo passo. Ecco, da notare, non ho detto prima, l'atteggiamento molto accogliente e avvolgente, proprio l'importanza del definire il confine, e ecco, linea mediana, e poi Houston, torniamo alla base, ecco lì, il posto migliore della terra, torna la mamma. Ecco, quindi
E quindi diciamo nell'approccio si parte soprattutto nelle fasi iniziali dal recupero appunto della stabilità posturale, cioè cosa vuol dire? L'immaturità dei sistemi neuromotori fa sì che i movimenti non facilitino diciamo un allineamento stabile del corpo. E quindi questa mancanza di stabilità può interferire con la relazione con chi accudisce, può interferire con anche la capacità di svolgere un compito selettivo come muovere la testa, e anche può influenzare la qualità del movimento. Quindi prima si deve sempre raggiungere questo diciamo, equilibrio assiale lungo l'asse maggiore, quindi l'asse verticale, e poi il recupero della linea mediana, come dicevamo, che tranquillizza, che è più fisiologico relativamente anche alla posizione che il neonato ha durante la fase intrauterina, cioè immerso nel liquido amniotico, è in questa posizione flessa con gli arti vicini, è un po' rannicchiato, quindi tranquillizza, e quindi poi lo predispone a in qualche modo elaborare meglio il segnale, che il messaggio, insomma la proposta che viene fatta durante il trattamento. E ecco, dopodiché, quando si è ottenuto questo, si passa eventualmente a proposte di stimoli visivi per la maturazione della funzione visiva, o stimoli uditivi, oppure anche di riconoscimento del genitore. Ecco. Poi chiaramente dipende se siamo di fronte a una situazione di generica, tra virgolette, prematurità, e quindi è un approccio un po' così standard, oppure se siamo invece in presenza di un danno un po' più specifico, e quindi la proposta è chiaramente più precisa. È chiaro che poi, ecco, negli interventi che la fisioterapista svolge, poi appunto, come dicevamo, fondamentale è la relazione con i genitori, per cui il primo passo è affiancare, accompagnare i genitori nella lettura del linguaggio del proprio figlio. Come dicevamo prima, per esempio, no, l'abbiamo visto anche qui, quando c'è una sensazione di disagio, le gambe sono estese, le braccia sono staccate dal corpo, le dita possono essere anche aperte a ventaglio, ci sono delle smorfie, i movimenti sono un po' scattosi. Invece, viceversa, quando manifesta un senso di qualche modo tranquillità, i movimenti si riducono, sono più fluidi, e anche i lineamenti sono più distesi. E questi sono segni, diciamo così, macroscopicamente visibili. Bisogna porre attenzione anche poi alle piccole cose, il colorito della pelle, il cambio del respiro, e quindi si impara. E poi fuori dalla terapia intensiva neonatale il fisioterapista insieme ai genitori vede le proposte di accudimento e di stimolazione su una bambola, insomma, quindi in qualche modo è una specie di allenamento propedeutico, no? Per cui con calma, con pazienza si mostrano le manovre, si fanno provare in modo tale che ci sia anche una maggiore tranquillità. E soprattutto per quanto riguarda, ecco, gli aspetti di prevenzione della plagiocefalia, come dicevamo, cioè dell'appiattimento di alcune parti della testa legate alla posizione mantenuta a lungo, oppure anche altre complicanze, diciamo così, posizionali, per il mantenimento troppo lungo di posizioni fisse, più tutto il resto che eventualmente, ecco, dipende, come dicevamo, sono trattamenti assolutamente specifici e disegnati perché ogni neonato poi è a sé. E dopo averli visti, diciamo così, in fase preparatoria, si va dal neonato e in qualche modo si comincia con molta sono quasi impercettibili calma. I movimenti, assolutamente, le pressioni sì, che sì, si compiono, sì. infatti si vedeva, no? Certo, Perché... certo, e poi pian piano, chiaramente ripetendole molte volte, perché è normale che ci sia anche un po' di titubanza, perplessità, e quindi in qualche modo con molta tranquillità, ripetendo più volte, avvicinandosi, queste competenze vengono trasferite in modo tale che si lavora progressivamente sempre di più verso la dimissione e poi verso il ritorno a casa. Ecco, quindi interventi
specifici sul neonato, direttamente in autonomia insieme al personale della terapia intensiva neonatale, perché ripeto, tutti insieme si collabora per lo stesso fine, insieme ai genitori, e interventi poi invece specifici insieme ai genitori. Dava l'impressione questa neonata di scoprire delle cose nuove, sì, no? Sì, e sicuramente i genitori più di lei. Certo, c'era la mamma, sì, era una gemellina. Sì, nata prematura, che però insomma non aveva nessun fattore di rischio per un esito avverso, che però avete visto quanta fatica faceva semplicemente ad alzare la testa e a svincolare le vie aeree. Questa è una competenza che nel neonato a termine c'è. Il prematuro deve imparare e quindi chiaramente allenandosi riesce a raggiungerlo e a superare questa fase. Ma la cosa importante è anche riuscire a capire, e la nostra fisioterapista è molto, molto in sintonia con questo, quando il bambino accetta o non accetta l'intervento. Per esempio, in questa bimba l'accettazione non era massima dell'intervento perché l'abbiamo svegliata. Anche qua ovviamente rispettare e quindi la particolarità dell'intervento, cioè devi essere al momento giusto, perché se tu proponi questo tipo di intervento a un bambino che dorme, ovviamente non hai collaborazione. Ecco, e quindi diciamo che è un lavoro certosino, un lavoro che richiede molta attenzione da parte dei professionisti, come peraltro per tutte le altre attività si vorrebbe proprio impostare, a volte è possibile, molte volte è possibile, altre volte no, proprio un lavoro individualizzato, per dire il neonato mangia 8 volte al giorno. Finché ovviamente il bambino è in rianimazione, eccetera, mangia attraverso il sondino, ma quando il bambino comincia a mangiare con il biberon, è chiaro che svegliarlo rappresenta un po' capito? Allora bisognerebbe svegliarlo in maniera, e così un po' tutti gli interventi individualizzati, che non siano degli interventi che, voglio dire, vanno contro il rispetto del ciclo sonno-veglia, eccetera. Chiaramente la mamma lo sa fare molto meglio del personale, perché se non altro perché ha un unico figlio e ha più tempo. Quello, certo. Esatto, quindi è per questo che vogliamo anche i genitori presenti e desideriamo che siano presenti da un certo momento in poi del percorso di cura. Ma infatti questa presenza del fisioterapista, che mi pare si voglia il più strutturale possibile, no? Come diceva, non un intervento esterno ma una presenza fissa, è fondamentale in questo senso. La presenza, certo, l'esserci e il monitorare credo sia... No, è stato il vero cambiamento, no? Perché prima chiaramente si chiamava su intervento, cioè noi vedevamo il bambino con delle difficoltà, magari chiamavi il fisioterapista e diciamo guarda questo c'ha il piede, come dicevamo, piede torto, c'ha eccetera, e quindi di fronte a una difficoltà c'era una risposta. Qui proprio il fisioterapista entra nella cura e nel percorso di cura, quindi sono due prospettive completamente diverse. Questa è proprio preventiva. Esatto, dottoressa. Poi al momento della dimissione i genitori si devono prendere carico, no, di questo. Al momento della dimissione. Di non solo tutto il resto, ma anche di questo specifico aspetto. È assolutamente critico, perché chiaramente dopo mesi che uno ha passato in un ambiente peraltro protetto, si trova a gestire la situazione da solo. Ultra protetto, direi, no? Vista ultra protetto, la esatto. delicatezza. Quindi lo stesso, per esempio, un monitoraggio che in questo momento c'è e un'ora dopo, quando lo mandi a casa, non c'è più, è una fonte di ansia, perché attraverso il monitor i genitori vedono il battito cardiaco, vedono la saturazione, vedono come respira e imparano anche a interpretare il monitoraggio, no? Per cui a un certo punto tu dici, per cui qua se l'attenzione sarebbe togliere il monitor magari un giorno prima, 2 giorni prima, invitare i genitori a essere presenti il più possibile, magari anche la notte. Attualmente il reparto non è tanto attrezzato per dare disponibilità di questo tipo, ma insomma in un futuro in cittadella probabilmente riusciremo a dare anche questa opportunità ai genitori che vogliono farlo, cioè di fermarsi 1 o 2 notti prima della dimissione, proprio per avere il supporto della porta accanto, l'infermiera che viene se c'è un problema o il medico, ok? E loro che in autonomia gestiscono il bambino prima della dimissione. Questo è un aspetto così. E così anche per gli interventi che durante il ricovero
ricovero hanno imparato dalla fisioterapista e dalle nostre infermiere, vengono poi sintetizzati al momento della dimissione. Abbiamo anche in previsione di fare proprio delle brochure, perché un conto è parlare, dire avete imparato un percorso, come dovete muoverlo, dovete avvolgerlo per fare il bagnetto, se no partono le starter, partono, come dicevamo prima, il bambino a volte per lungo tempo ha questi movimenti anomali che impediscono il reale movimento fisiologico che dovrebbe fare, no? Quindi si danno tutta una serie di suggerimenti che stiamo concretizzando in delle brochure, proprio perché i genitori siano più supportati su qualcosa di scritto, come dice carta canta, no? E poi c'è anche la possibilità, ma ne parlerà magari meglio il dottor Gugelmetto, in casi selezionati in questo momento, perché chiaramente c'è bisogno di risorse eccetera, di fare un intervento o in follow up, perché questi nostri bambini entrano nel follow up del neonato a rischio, quindi vengono visti a 1 mese, a 3 mesi e così via, e quindi si può fare un refreshment, un reminder anche in quelle situazioni lì, ma anche possibilità di fare degli incontri di telemedicina, cioè avere il contatto dopo 1 mese o 15 giorni se c'è la necessità di situazioni molto particolari, attraverso appunto delle videochiamate, e cercare di così capire e di riallineare se magari non è stato capito qualcosa. Quindi sì, anche in questo proprio... la tecnologia viene in aiuto. Beh, no? l'abbiamo imparata un po' dal Covid, diciamo, e adesso la stiamo implementando, è un po' come le videoconferenze, no? L'abbiamo imparato nel periodo del Covid ed è qualcosa di buono che ci è rimasto, quindi... Assolutamente. Dottore, visto che il tempo non è più moltissimo, chiudiamo il cerchio e spieghiamo quali sono i risultati, i maggiori risultati che vi attendete da questo progetto. Sì, ci tenevo a specificare comunque che appunto abbiamo pensato, riprendendo quello che diceva la dottoressa Lago, di non far terminare tutto con la dimissione. E proprio perché comunque il Dipartimento di Riabilitazione è ospedale e territorio, quindi anche una competenza fuori dall'ospedale, abbiamo pensato di mettere a frutto questa specificità, per cui abbiamo previsto sia possibilità di accessi al domicilio della fisioterapista, adesso che una poveretta non è che possiamo, ce la fa eventualmente per alcuni casi molto specifici dell'area di Treviso. Però sicuramente, visto che il bacino della terapia intensiva neonatale è molto ampia, visto che si crea una relazione con i genitori, poterli raggiungere, anche perché poi quando viene dimesso il bambino continua le sue fasi evolutive, quindi cambia, quindi poter avere dei contatti anche per rassicurare, osservare ancora il bambino insieme ai genitori è sicuramente un valore aggiunto, e abbiamo già fatto sono già stati fatti alcuni incontri con un'ottima risposta anche da parte dei genitori, e quindi ecco è proprio un intervento un pochino più avvolgente, più completo, posto che se ci sono problematiche poi specifiche, come diceva la dottoressa, ci sono altri servizi territoriali che se ne fanno carico. Per quanto riguarda i risultati aggiunti, allora i risultati attesi, io dico alcune cose, poi lei ne dirà altri. Diciamo, per quanto riguarda il neonato prematuro, senza altre complicanze, questo è un intervento appunto di tipo preventivo, perché ci si è accorti che la prematurità può creare insieme a certi stimoli ambientali le condizioni per cui poi si presentino dei problemi in futuro, e quando questi problemi si presentano poi sono ormai consolidati. Quindi ci aspettiamo, chiaramente sono risultati che vediamo nell'arco di tempi lunghi, perché queste cosiddette problematiche minori, che indicavo prima, problemi di apprendimento, attenzione, eccetera, si manifestano spesso con l'età scolare, no? E quindi più avanti negli anni. E quindi i risultati, i frutti li coglieremo probabilmente più avanti, e in qualche modo però ci aspettiamo di dare a questi neonati la possibilità di una maturazione, di uno sviluppo corretto e completo, e quindi poi sarà in futuro, con gli ambulatori dei vari follow-up e i vari controlli, a dare il ritorno o meno. Per quanto riguarda invece i risultati sui genitori, appunto, come si diceva, il fatto di coinvolgerli, di renderli soggetti attivi, soggetti competenti, in qualche modo che si sentano più sicuri e soprattutto anche sostenuti, questo, insomma, i neonati, i bambini sono dei radar, quindi sentono immediatamente
lo stato d'animo del genitore. Se il genitore è tranquillo, si sente più tranquillo nell'interagire, nell'accudimento, eccetera, chiaramente non può che esserci un grande ritorno anche nel bambino. Quindi ci aspettiamo un miglioramento anche in questa relazione, anche in questo percorso, che poi questo discorso che va avanti nel tempo. Sì, quello che si diceva prima della presa, no, del bambino, già quello lo mette a suo agio. Dottoressa, cosa vuole aggiungere? Ma aggiungo semplicemente, per quanto riguarda i genitori, ci sono molti studi, soprattutto anglosassoni, americani, che dimostrano come l'early intervention, inteso in questo senso qua, no? Cioè del fisioterapista che con varie metodiche coinvolge i genitori e anche tutto il reparto, la family center care, diciamo, cioè tutti questi aspetti di coinvolgimento genitoriale appena possibile, precocemente, migliorano l'ansia, migliorano la depressione, migliorano le performance genitoriali, quindi un risultato sui genitori che è fondamentale, perché non ricordiamoci che c'è il bambino e la famiglia prematura, ovviamente, quindi devono crescere tutti insieme e imparare le cose tutti insieme. Quindi è importante appunto questo aspetto dei genitori. Sui bambini anche qua ci sono dei risultati che ovviamente dipende dal tipo di intervento, ma che dimostrano come le performance motorie piuttosto che anche della motilità fine. Motilità fine, noi abbiamo dei dati sul follow-up che dimostrano che i bambini che erano normali alla Bayley Scale, che è la scale di sviluppo neuroevolutivo che noi utilizziamo a 24 mesi, in età prescolare, ai 4-5 anni, più del 50% di questi bambini normali non lo sono più. Perché? Perché hanno delle abilità, non sono dei deficit cognitivi, ma sono delle abilità fine motorie, cioè il fatto di riuscire a coordinare mano-occhio, per esempio, piuttosto che altre motilità fine, il fatto semplicemente del bambino che deve fare il dettato, non riesce a star dietro all'insegnante, viene considerato come un bambino che fallisce, in realtà il problema è motorio. E quindi intercettare queste cose ci consentono di preparare il bambino alla scuola in maniera più adeguata, quindi è importantissimo questo aspetto proprio del check prescolare. E anche ai genitori di non ritrovarsi spiazzati, senza dubbio. Perché poi la scuola spesso non riconosce queste difficoltà del prematuro e vengono trattati come bambini che non ci arrivano. In realtà non è questo il problema. Il tempo è terminato, ma è davvero un argomento molto interessante e credo sia estremamente confortante anche per le famiglie sapere che verso i nostri bambini ci sono tutte queste attenzioni e che abbiamo queste possibilità. È una fortuna che non dobbiamo sottovalutare affatto. Allora io ringrazio la dottoressa Paola Lago, direttore dell'unità operativa complessa di terapia intensiva neonatale, grazie dottoressa Alca Foncello, e il dottor Marco Gugelmetto per essere stato con noi, direttore dell'unità invece di recupero e riabilitazione funzionale, ospedale di Montebelluna, e coordinatore del Dipartimento di riabilitazione ospedale territorio, che abbiamo sottolineato non essere affatto neanche questo di poca importanza. Grazie mille a voi che ci avete seguito da casa e naturalmente alla prossima settimana con questo importante spazio di approfondimento con l'ULSS 2. Arrivederci.